La Barcolana per noi triestini è sempre stato un momento di ritrovo, dopo una stagione di regate in giro per il mondo ci si ritrova qui a Trieste a fare una regata, una veleggiata, ma anche a trovarsi al bar con gli amici a chiacchierare. E come sempre la prima volta che la fai ti lascia un'emozione, anche se poi era un sacco di tempo fa con una barca di 7,5 metri. E poi le volte che vinci, che per me sono state 3, l'emozione è veramente altissima. Occasione unica quella della Barcolana per far vivere a delle persone che abitualmente non navigano in barca un'emozione di competizione a contatto con i professionisti durante un percorso non troppo lungo dove appunto ci si sviluppa da una partenza emozionante a tutti i giri di boa che sono sempre con molto pathos e l'arrivo è sempre per noi velisti quasi una liberazione perché la tensione della regata continua ad essere sempre e comunque e per gli ospiti una grande emozione per aver compiuto una giornata ottima. Alfa Romeo, anzi Esimit Europa, ex Alfa Romeo, ha ridato uno spirito che si era perso un po' nella Barcolana, ovvero sia quella di competere col proprio vicino. Sappiamo già chi deve vincere, quello che 99 su 100 è cosa che auguro a loro di vincere, sarà così e poi noi competeremo contro gli altri 4 Far 80 a vedere chi ci arriva davanti, insomma.